Mi fa piacere perché abbiamo dimostrato di essere persone serie e con tanta voglia di lavorare. E qui non abbiamo solo i talenti in musica, in cose, o su Facebook, tutte le robe. Abbiamo i talenti nel mondo agricolo, che sono i giovani, le speranze per il futuro. Noi portiamo la tradizione e cerchiamo di far capire, di esprimere il nostro desiderio di lavorare in maniera corretta, ma soddisfatti, con la mente libera, non confusa da queste 1000 leggi, perché c'è già l'agricoltura, la parola agricoltura in sé che ci dà le leggi. Dobbiamo essere presenti 24 su 24, quindi dobbiamo rispettare il mondo nel settore animale, nel settore vegetale e del clima per poter lavorare, quindi è già che ci dà le leggi. Il gruppo ancora il nome non ce l'ha. Ma i giovani che l'hanno la maggior parte di loro sì, tutti e arrivati altri, cioè tanti, non c'erano anche quelle piccole, abbiamo fatto 2 riunioni di 2 giorni e gli altri si sono presentati anche tramite WhatsApp, dato le targhe, per poter organizzarsi nel gruppo, perché qua sono 2 gruppi, uno sarà in pomeriggio, ma non c'entra con noi, noi siamo il gruppo di soli agricoltori, non abbiamo nessun sindacato, nessuno che ci rappresenta in questo momento. Potevano arrivare perché la voce si sparge, poteva arrivare qualcuno, è arrivato solo il parlamentare, del resto non c'è nessuno. Quindi noi siamo solo agricoltori che portiamo avanti questo contesto. Sì, nell'arco di una settimana, ma l'intenzione era già da venerdì scorso, noi non sapevamo niente. Io mi sono trovata da domenica scorsa con questo gruppo di giovani, gente di 20 anni, che parlavano di questo e mi sono presa la briga di portare avanti, perché non si può abbandonare la gioventù, chi ha voglia di lavorare. Quindi questi bisogna portarli avanti. Ecco. Certo. O è stato Possiamo un caso? dire che io sono 60 anni che lavoro in agricoltura, quindi ne so qualcosa. Portiamo avanti le tradizioni vecchie. Sono ben amalgamata. Le ferie non le ho mai fatte. In 60 anni ho fatto 2 mesi di ferie esattamente. Solo lavoro. Quindi in questo settore so tanto. E quindi le problematiche bisogna risolvere, ma qua nessuno le risolve, sono parole al vento. Da quando siamo giovani noi sentiamo solamente parole, solamente solidarietà, solamente i politici che fanno tanto però nessuno fa niente. E come dicevano i nostri vecchi, parole al vento, ma noi non abbiamo bisogno di parole, noi abbiamo bisogno di fatti concreti. Massimo Lauzana, e voglio solo dire 2 parole. I giovani non devono essere abbandonati, i giovani sono il futuro e hanno il diritto al lavoro. I giovani e tutte le categorie dei lavoratori in questo momento hanno bisogno di essere ascoltati.